Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e benvenuti al Palalido di Valdagno. È il momento di minuto zero, siamo proprio nella pista del Palalido, in nostra compagnia c'è Giovanni Martini che è il presidente dell'Hockey Club Valdagno. Il Palalido di Valdagno questa sera ospiterà il posticipo FISR fra il Valdagno e il Follonica, due squadre che hanno giocato recentemente nella World Skate Europe Cup nei quarti di finale nella gara d'andata. Parleremo di questo anche proprio in compagnia del presidente, ma non solo. Quindi una puntata tutta da seguire, come abbiamo anche preannunciato sui nostri canali social. Seguiteci fino all'ultimo perché daremo qui i convocati proprio della nazionale italiana che parteciperà al torneo di Montreux nel marzo proprio del 2024, dal 27 al 31 marzo proprio la nazionale azzurra sarà impegnata nella Coppa delle Nazioni e parleremo anche proprio di quanto è successo nell'ultimo weekend europeo. Insieme a Giovanni Martini andrei e partirei dalla stagione del Valdagno. Siete soddisfatti fino a questo momento di quanto ha fatto proprio il club? Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti al Palalido. Sì, direi che la stagione ci sta dando grosse soddisfazioni sinceramente, anche perché la scommessa iniziale di puntare su dei giocatori giovani ma di qualità ci sta dando dei grossi frutti e delle grosse soddisfazioni sia a livello sportivo ma anche proprio per il nostro sport. Sono 3-4 giornate interne che abbiamo veramente il palazzetto stracolmo e anche quella è una soddisfazione importante. È un tema anche che tratterà, faccio un piccolo spoiler, anche proprio il tecnico del Valdagno Luca Chiarello ai nostri microfoni. Andrei a parlare proprio della World Skate Europe Cup. Sconfitta contro l'Igualada per 2-1 in trasferta in Spagna, il 16 marzo ci sarà il replay qui al Palalido. Sconfitta che brucia oppure un 2-1 è un passivo tutt'altro che recuperabile? Allora, brucia sempre la sconfitta, chiaramente si andava là per cercare di fare un risultato positivo, conoscendo comunque le difficoltà della partita, dell'ambiente, della pista e comunque parliamo dell'Igualada, non parliamo di una squadra di seconda classifica o altro. Il 2-1 ci sta, vista anche la classifica, abbiamo sofferto forse più da un punto di vista puramente fisico che non tattico. Qui ce la giochiamo e penso che le possibilità di fare un risultato utile per passare il turno ci siano tutte. Quando si tratta di club italiani noi non possiamo che fare un grande in bocca al lupo e chiaramente il tifo va per i club italiani quando sono impegnati nelle competizioni europee. Ovviamente è una domanda, c'è una balaustra di ferro, quindi il presidente può toccare in quel caso. Nell'eventualità di passaggio del turno ci sarebbe la Final Four, ancora da decidere il luogo dove verrà ospitata. Nell'eventualità di un passaggio del turno potrebbe interessare ospitare la manifestazione al Valdagno? Assolutamente sì, se riusciremo a passare il turno saremo sicuramente tra i candidati a portarla qui, nel senso che sarebbe comunque una bella vittoria per tutti, al di là di una questione puramente sportiva. Riportare una bella manifestazione internazionale, la Final Four a Valdagno, per noi sarebbe importante, ce la metteremo tutta per farlo. Ultimo cenno, partita di questa sera, come la vede? Vuol fare un pronostico? Pronostici no, partita interessante, se ci fosse ancora il Totocalcio mi giocherei una tripla. Vedremo e sono sicuro che comunque ci divertiremo, questo sì. Abbiamo inventato il Totò questa sera, possiamo dirlo. Grazie al presidente Giovanni Martini per essere stato qui con noi. Giovanni Martini poi lo rivedremo protagonista anche nel gioco di luci che ci sarà anche nel corso del... Fare anche questo sì, per dare qualcosina in più, è sempre bello comunque inventarci qualcosa per dare un spettacolo sullo spettacolo. È una piccola cosa, forse siamo i primi sicuramente a farla, magari poi altri ci seguiranno, speriamo di sì, perché uno spettacolo sullo spettacolo ci sta sempre. Assolutamente, grazie a Giovanni Martini, presidente dell'Hockey Club Valdagno, gli facciamo l'in bocca al lupo per il match di questa sera. C'è un cambio perché rientra al nostro fianco Stefano Zamperin. Ciao Stefano, ufficio stampa Hockey Pista per quanto riguarda Federazione Italiana Sport Rottellistici. Abbiamo fatto il punto con il presidente Giovanni Martini un po' sulla stagione del Valdagno, abbiamo toccato chiaramente il tema del match con l'Igualada, perso 2-1 dalla formazione veneta, ma il 16 marzo ci sarà il replay qui al Palalido e la questione è tutt'altro che chiusa, soprattutto quando c'è solamente un gol di distacco tra le due formazioni. Andrei a parlare, Stefano, un secondo del weekend europeo appena trascorso, World Skate Europe Cup.
la formazione, la formazione del Valdagnese, abbiamo detto, ha perso 2-1 contro il Ligualada. Derby italiano, Sarzana-Monza, vittoria netta del Sarzana 8-1 contro il Monza, quindi questo risultato molto importante. Altro spoiler lo faccio in questo caso, perché con Sergio Silva abbiamo parlato e sentirete nel corso dell'intervista post gara anche di una valutazione da dove si debba ripartire in casa Follonica dopo il 3-3 contro il Murces, formazione portoghese. Follonica che è andato in vantaggio per 3-0 e poi è stata recuperata nell'arco di 2 minuti con i 3 gol da parte della formazione portoghese. Ritorno che sarà proprio in terra lusitana. Andiamo anche in Champions League, anzi ti faccio intervenire direttamente proprio su tutto, così facciamo un bilancio generale. Si riparte da una giornata, quella dall'ultimo turno di Champions League, tra sorrisi e non, perché la sconfitta del Forte dei Marmi contro il Barcellona costa alla formazione versiliese l'eventuale accesso e la possibilità di giocarsi l'accesso al prossimo turno. Il match contro il Barcelos nell'ultima giornata non sarà importante solo ai fini delle statistiche, perché il Forte dei Marmi matematicamente non potrà accedere al prossimo turno, quindi è escluso dalla competizione. Però c'è la soddisfazione in casa Italia, in casa Trissino, del passaggio del turno in Champions League, quindi ai quarti di finale ci sarà almeno un'italiana. L'augurio è che ce ne siano 2, perché dopo il pareggio del Trissino per 5-5 contro Lleida, nella stessa giornata è arrivata la vittoria, e l'abbiamo commentata proprio insieme, dell'Odi contro il Valongo, vice campione d'Europa in carica. Lodi 3, Valongo 1, vittoria proprio al Palacastellotti. Lodi che dovrà giocarsi a Saint-Omer le chance di passare il turno, Stefano. Lodi che avrà a disposizione 2 risultati su 3. Sì, hai fatto un bel riassunto, perché è difficile dire qualcos'altro, perché hai raccontato tutta la storia. Io devo dire solo una cosa, che il Forte ha avuto un girone veramente incredibile. Abbiamo visto anche il Barcellona, che poi ha vinto l'Intercontinentale, veramente ha dimostrato di essere leggermente superiore rispetto anche al Porto, cosa che non si poteva aspettare neanche qualche mese fa. Quindi sta lavorando bene il Barcellona per vincere anche la Coppa dei Campioni, e devo dire la verità, dopo averla vista quel 3-0 in Intercontinentale nel primo tempo, insomma, penso che il Barcellona può essere una delle candidate massime alla vittoria finale, e quindi il Forte ha trovato un girone incredibile, perché anche il Barcellona ha cambiato anche allenatore, però è stato veramente un girone difficile e dispiace, perché una squadra poteva arrivare anche in semifinale, visto il blasone che ha. Il Trissino ha giocato abbastanza bene, non è stata la miglior partita quella che abbiamo visto in Spagna, però è riuscita ad arpionare con un grande Jordi Mendez il pari, e mentre il Lodi ha fatto l'impresa. E quella che aspettiamo, come detto te, aspettiamo tra 9 giorni, 8 giorni, questa bellissima partita in Francia. Saremo a seguirle tutte. Noi saremo a Trissino per Trissino-Porto. La partita però non serve a niente, però insomma è sempre bello vedere un Trissino-Porto, però tutti noi tifiamo Lodi, perché 2 squadre ai quarti di finale non è una roba da poco. Grazie a voi, Tiro Capetto, tutto te. Ottimo Sarzana, che è in gran forma, nonostante ci siano già le prime voci di mercato che girano, impazzano il web, però comunque sta andando molto bene. Il Monza ha proprio peccato un po' di inesperienza, peccato perché ha fatto una gran partita contro il Noia, ci aspettavamo qualcosa in più. Mentre per quanto riguarda le altre, il Follonica ha già raccontato te tutto, peccato, però c'è la possibilità di rifarsi lì in Portogallo, non sarà facile, è una bombonera piccola, però vediamo, è una squadra giovane, appena entusiasmo, appena arrivata da 2 anni in campionato di Serie A portoghese, mentre il Valdagno qui deve fare l'impresa, ribaltarla, può farsela perché i giocatori ce li ha, e oggi li vedremo, perché dopo quel 5-1 in Coppa Italia secondo me vogliono rifarsi. Ecco, lo ricordiamo, infatti questo sarà il terzo confronto fra Follonica e Valdagno. Ricordiamo solamente, per quanto riguarda il campionato di Serie 1, quella che state seguendo è l'anticipo e il pre-gara di Valdagno-Follonica, valida per la 20ª giornata. Si sta giocando in questo momento Giovinazzo-Sarzana, iniziata alle ore 19, prima della diretta il punteggio era di 2-2. Su YouTube Fisero Hockey Pista potete seguire il match in diretta dal Pala Pansini, in programma alle 20:45 in contemporanea con Valdagno-Follonica.
ci sarà anche Bassano Monza. Gli altri risultati: Grosseto Breganze 4-2, Forte dei Marmi Lodi 7-2, Sandrigo Montebello 1-1. Il Trissino non è sceso in campo, aveva in programma il match con il Vercelli, 10-0 a tavolino. Andiamo a vedere i best goal, Stefano, perché abbiamo 3 gol in World Skate Euro Cup, tra World Skate Euro Cup e le competizioni europee, perché queste competizioni, questo weekend ha regalato anche a livello europeo anche delle belle giocate. Sì, abbiamo scelto i 3 gol, insomma, delle 3 squadre che hanno giocato in World Skate Euro Cup. C'è il gol, se non erro, di Giuliani, alzata e schiacciata, non altissima ma schiacciata a terra, che ha eluso il portiere avversario. Bella partita del Valdagno, stavo parlando con chi c'è stato lì, partita dura, Valdagno ha avuto le sue occasioni, ma ne ha avuto di più l'Igualada, e bravo Bovo, decisivo in questa partita. Però 2-1 è molto bello il gol questo che abbiamo visto del Ciuppe Giuliani. Secondo gol, se non era quello di Facu Ortiz, che in questo scambio veloce e gran gol con la difesa un po' non troppo messa bene. Ortiz ha già fatto 3 gol in quella partita, una grande prestazione per lui, uno dei migliori del Sarzana. E il terzo, se non erro, è quello del Follonica, l'assist dei fratelli Banini. Ormai abbiamo già visto questo gol qua, però è l'affondo di Davide in questo caso, che sulla sinistra, col passaggio centrale di Francesco Banini, che sta aumentando il suo ritmo dopo un inizio un po' claudicante per un infortunio che era un po' limitato in queste prime parti di stagione, però sta crescendo come sta crescendo il Follonica. Il 3-3 è un po' bugiardo, però devo dire che sta giocando bene il Follonica. Adesso andiamo ai migliori gol della 19esima e 20esima giornata. Andrei subito sponda Maremma con Pablo Saavedra e mi sposterei sempre, diciamo, ramo lato Mar Tirreno, lato Mar Ligure, perché quando andiamo a parlare anche di Sarzana, bel gol da parte di Facundo Ortiz, questi primi 2 gol che hai scelto. Sì, Facundo Ortiz è veramente, ripeto, è un momento veramente eccezionale, un bel gol suo, però prima quello di Saavedra, ne ha fatti 2 bellissimi, uno un'incursione non messa in questo best goal, perché il secondo sta veramente bello. Anche qui difesa non particolarmente stretta del Breganze, che insomma non si è guardato molto bene in quella partita a livello difensivo, ha preso un po' di velocità dietro porta, alzata e schiacciata, e sul secondo Ortiz, come ho detto, una grande azione sua e della squadra. Adesso un altro piede, però sempre una bella azione. Adesso un altro asse, diciamo così, immaginario fra Facundo Posito e Francesco Compagno, gli ultimi 2 gol che abbiamo scelto. Poi ci sarà il gol più furbo, l'attimo sfuggente. Anzi, andiamo direttamente, vediamo quei 2 gol che hai detto, ma andrei subito all'attimo sfuggente. Stai togliendo il più bel gol della giornata, cioè quel gol del Braganza di Facundo Posito, che ha fatto un'alzata schiacciata a 6 metri dalla porta, che l'ha messa anche molto bene, gran gol. Ai fini della partita non è servito a poco niente, sono a far rientrare in partita i rossoneri, però gran bel gol, secondo me è il miglior gol della 20esima, già adesso, lo dico già. Non so se oggi cosa succederà, questo stesso Giovinazzo, però questo è veramente un bellissimo gol. E l'altro, che non mi ricordo più. L'altro avevamo detto l'asse, avevamo detto anche con Compagno il gol di Compagno. Gran bel gol, anche qui difesa, in vantaggio 2-0 il Lodi. Il Compagno si è presa la squadra in mano e in un minuto siamo 2 gol, e questo è uno dei 2 gol. Bella entrata centrale, per eludere l'uscita di Grimaldi che era leggermente fuori, ha voluto alzarla un po' e schiacciarla, e poi è riuscito a segnare il gol. E l'attimo sfuggente cos'è? L'attimo sfuggente, dobbiamo dare il nome, ti ho già detto, dobbiamo trovare un nome. Un nome potrebbe essere l'attimo sfuggente. Questo veramente è sfuggito, qui è sfuggito perché è stato Valdagno forte, con il fallo sul Compagno, non so se la regia l'ha fatto già vedere, comunque scivola Compagno, comunque c'è fallo di squadra, il Valdagno si precipita sulla pallina, ma purtroppo c'è Torner che sta proprio qui vicino, sta venendo Sornione, Ambrosio lo vede il codo dell'occhio, tiene giù la testa e trova Torner che insomma quasi di prima intenzione si lura a Bovo. Però era anche un gol importante perché era il 2-2, quindi, e la stava vincendo il Valdagno, quindi insomma è stato un gol d'attimo sfuggente, è poi sfuggito, e potremmo chiamarla così secondo me, non so cosa ne pensi. Io sono d'accordo con te, hai dato il nome a minuto 0, io ti approvo anche il nome attimo sfuggente. Abbiamo ancora un minuto, sì. Stefano, le convocazioni di Alessandro Bertolucci per la Coppa delle Nazioni, che ricordiamo si disputerà a Montreux in Svizzera dal 27 al 31 maggio. Partiamo con la novità.
quindi i portieri Simone Corona dell'Hockey Sarzana, invece Bruno Sgaria sarà l'altro portiere convocato. Bruno Sgaria era presente all'ultima edizione dei campionati europei a San Sadurní d'Anoia. Per quanto riguarda gli esterni, Giulio Cocco e Davide Gavioli del Trissino, Alberto Pozzato del Bassano, Morgan Antonioni, Alessandro Faccin del Lodi, Davide Banini del Follonica, che vedremo proprio questa sera qui al Palalido, Francesco Compagno del Forte dei Marmi, ritorna Alessandro Verona dello Sporting Lisbona. È il momento anche, Stefano, e colgo l'occasione proprio questa per salutarti, perché nel fine settimana ci sarà anche l'Eurogirls 2024 che vedrà protagoniste le azzurre Under 17. Le convocate sono Sofia Bertinato, Anna Orsato, Emma Cazzola, Teresa Messora, Anna Palagi, Stella Rossato, Ludovica Rossetto, Laura Robega e Giorgia Teli. Torneo che si svolgerà a Wordenwald in Svizzera, ed è il momento anche di sentire in primis Massimo Giudice, il commissario tecnico della nazionale italiana, proprio sulle convocazioni e su come l'Under 17 si presenterà in Svizzera. E poi sentiremo i due tecnici, Fabio Chiarello e Sergio Silva, sul match di questa sera. La nazionale italiana Under 17 si sta preparando qui a Recoaro Terme per l'Eurogirls 2024, competizione che si svolgerà dal 23 al 25 febbraio a Wordenwald in Svizzera. Italia che affronterà Germania, Inghilterra e la nazionale padrona di casa, la Svizzera. Proprio sul torneo e su come si stia preparando la nazionale azzurra ne abbiamo parlato proprio con il commissario tecnico Massimo Giudice. Tra pochi giorni l'Eurogirls 2024 a Wordenwald in Svizzera. Come si stanno preparando le azzurre? Sì, stiamo facendo qui 4 giorni di raduno in preparazione appunto a questo torneo. A noi serve come preparazione all'Europeo poi di luglio, che si svolgerà in Spagna, e quindi abbiamo fatto delle convocazioni mirate anche a quell'Europeo lì. Stiamo cominciando a inserire ragazze un po' più piccoline che poi possiamo sfruttare, poi usare all'Europeo in Spagna. Ecco, questo torneo vedrà impegnate, oltre alla nazionale italiana, anche la Svizzera, l'Inghilterra e la Germania. Abbiamo già detto che sono squadre che nell'ultimo campionato europeo Under 17 che si è svolto in Italia a Correggio vi hanno impegnato. Sarà anche un test importante anche per vedere la crescita delle ragazze, che alcune di queste non saranno presenti agli europei di luglio, alcune di queste invece saranno la parte più importante, ecco, della nostra nazionale. Sì, ci sarà il cambio di età, le 2007 usciranno fuori, però a questo torneo non potevamo portare tutte le piccoline, quindi abbiamo portato alcune 2007 che sono insomma il cardine dell'Under 17 di Correggio, unendo qualche ragazza più giovane proprio in prospettiva dell'Europeo spagnolo di luglio. Sicuramente saranno delle partite impegnative, perché sappiamo benissimo che Germania e Svizzera sono molto potenti fisicamente, molto aggressive e hanno tanta forza, e l'Inghilterra ci ha messo in grossa difficoltà all'Europeo di Correggio, dove abbiamo attaccato 1000 volte e non siamo riusciti a far gol, quindi sarà un test importantissimo in preparazione all'Europeo. Allo spettacolo pirotecnico qui di luci al